Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Come avete visto dalla mascherina, oggi parleremo del Dante come è stato addestrato. Però ripeto, queste cose sono storielle di corridoio, favole che si raccontano in giro su questo Dante. Io non mi prendo la responsabilità di dire che sono vere perché io a queste cose non ci credo, lo sapete. Comunque si racconta che il Dante fosse figlio, cioè che il nonno del Dante fosse un militare di alto grado, che il padre chiaramente aveva preso la strada del nonno ed era anche lui un militare di alto grado e che da giovane il Dante, piccolino, verso 5 anni, fosse stato arruolato dal padre. Però questa qui è una storia di fantasia, nel senso che sono cose che si raccontano nei bar di questo Dante qui. Però adesso vi voglio proprio raccontare invece cosa mi ha raccontato il Dante l'altro giorno. Praticamente stavo andando in giro in moto, vedo uno che sbraccia in piazza, dico ma chi è quello che sbraccia? E il Dante mi dice vuoi un caffè Marietto? Il Marietto quando sente che qualcuno offre un macchiato lungo è sceso da moto, ha lasciato il casco e via. Sono andato al bar e dico ciao Dante, come stai? Il Dante era tutto contento, mi voleva raccontare un'altra favola. Io chiaramente sapete, faccio giurin giuretto, dico Dante, le cose che tu mi dici non le dirò mai a nessuno. E Dante, come al solito, mi dice, lo so, potrei mettere la mano sul fuoco del mio vicino, ma so che tu sei una tomba. Bravo Dante, gli dico. E il Dante ha iniziato a raccontarmi, mi ha raccontato della guerra. E io dico, ma Dante, ma di che guerra stai parlando? E il Dante mi ha detto della seconda guerra mondiale. E infatti dico, quindi di guerre non le vedo mica Dante. Infatti lui mi ha detto che finita la seconda guerra mondiale, ufficialmente nel 1945, non è che è finita tutto in un fiato, cioè tutti hanno chiuso le luci, è finita, andiamo in pace, tutti hanno fatto come si suol dire la pasta asciutta insieme e via dicendo. Mi ha detto il Dante che finita la seconda guerra mondiale ufficialmente si è costruita, c'era un'altra guerra sotterranea che la gente non vedeva, ovvero la vedevano solamente quei balilla che erano tornati dai campi di concentramento in Russia e via dicendo, e quelli che avevano preso il potere, perché mi raccontava il Dante, ma io questa cosa non ci credo, sapete, che praticamente quando sono tornati questi balilla che erano andati a combattere, si sono trovati praticamente questi che venivano definiti partigiani e bisogna, mi ha detto il Dante, bisogna fare un distinguo, che c'erano i partigiani veri e poi quelli che nella realtà non avevano né voluto combattere né con uno né con altro, che erano criminali, che finita la guerra si erano nascosti e avevano preso il ruolo di partigiano e che quindi per posti di lavoro o quant'altro si facevano chiamare partigiani e parteggiavano chiaramente per la parte vincitrice. Quindi mi ha detto il Dante, quando sono tornati i balilla dai campi di concentramento della guerra, esausti di aver sopportato una guerra e averla persa, si sono ritrovati questi partigiani, che non erano poi partigiani, a capo delle loro case, delle loro mogli, avevano fatto un disastro immenso. E allora questi balilla, mi ha detto il Dante, hanno istituito un servizio segreto parallelo. Praticamente in Italia, nella Mamma, mi ha detto, c'erano due strutture, quella chiaramente istituita dagli alleati, presieduta dalla CIA, che ai tempi aveva un altro nome, e quella presieduta dai balilla, che chiaramente erano arrabbiatissimi perché avevano perso la guerra, non tanto perché erano più deboli, ma perché erano stati traditi da quelli che si definivano italiani e quant'altro, no? E allora il Dante, ma io queste cose, ripeto, faccio il giro in giuretto, queste cose non ci credo mica, Il Dante lo lascio parlare perché sapete che è un tipo che gli piace aprire la bocca, però queste cose qui mica ci credo. Beh, comunque il Dante mi è venuto a raccontare una cosa pazzesca, che ripeto non ci credo, però mi piace raccontarmela. Mi ha raccontato che praticamente cosa è successo? È successo che quando sono tornati, insomma, si sono riorganizzati e hanno costruito questi gruppi paramilitari segreti. E il suo babbo, che nessuno ha mai visto e nessuno sa, era praticamente un generale di questo gruppo paramilitare ed era anche un militare a tutti gli effetti
dello Stato italiano, no? E praticamente aveva istituito questo gruppo e anche per non dire altro era anche un Vatusso rosso, quindi oltre che era un graduato insomma, stimato, era anche un tipo che insomma sapeva comandare i geni e anche i geni altissimi. E cosa è successo? È successo che insomma si dava da fare suo babbo per cercare di ripulire un po' questa situazione indegna. E a un certo punto il Dante è stato lasciato in custodia a una famiglia, no? Praticamente è stato non abbandonato ma parcheggiato una famiglia. Questa famiglia viveva in un paese dove c'era una fabbrica dei sogni e questa fabbrica dei sogni era stata presa in mano dai servizi segreti, in mano agli alleati. Perché? Perché questa storia poi Dante me l'ha raccontata un'altra volta, però io qui non la racconto, però in altre parole i servizi segreti prendevano informazioni da chi andava a giocare in questa fabbrica dei sogni, con modi non certamente sempre legali. Ma questa storia fa parte di un'altra storia. Però cosa succede? Verso gli anni 60-70 questa struttura, questa fabbrica dei sogni era in mano a un gruppo di criminali diciamolo così, che avevano visto che i servizi segreti avevano bisogno di loro e praticamente cosa facevano? Li appoggiavano, cioè praticamente questi criminali che si definivano partigiani ma che non erano partigiani perché i veri partigiani queste cose non le facevano, praticamente cercavano di mettere un po' tranquilli i balilla che tornavano dalla guerra e praticamente gli offrivano dei posti di lavoro e poi quando questi tizi andavano a lavorare in questa casa dei sogni li prendevano e poi potete immaginare cercavano di sistemare i conti. E qua inizia la storia del Dante, perché praticamente il Dante mi ha raccontato che a un certo punto giù in queste caldaie di questa fabbrica dei sogni c'era un tipo, io adesso dico il nome a fantasia perché non mi ricordo neanche più il nome che mi ha detto il Dante, lo chiameremo Granelli, Granelli, nome a fantasia, quindi se qualcuno si chiama Granelli non mi venga a dire qualcosa perché è un nome a fantasia. Morale della favola, il Dante mi dice che sto Granelli era il preposto a sistemare quando arrivavano i balilla che cercavano posto di lavoro. Il sindaco praticamente di questo paese li faceva arrivare, gli diceva vai giù in caldaia dal Granelli, perché bisogna dire un'altra cosa. Il sindaco era stato un capitano dei balilla durante la seconda guerra mondiale. Appena persa la guerra, mi ha detto il Dante, si era subito convertito al vincitore, era subito corso in soccorso al carro del vincitore e quindi aveva credito tra i balilla. Però quando andavano in questa caldaia a chiedere posto di lavoro, il Granelli a questi giovani che avevano combattuto per 5 anni magari in Russia o in vari posti teatri di guerra, venivano sistematicamente azzerati con delle torture tremende. E che cosa è successo? È successo che venne a saperlo il papà del Dante. E il papà del Dante aveva una fama che dicevano che quando passava lui era come se passava una muta di 50 lupi affamati, quindi tutti avevano paura del papà del Dante. E cosa è successo? Il papà del Dante però in quel periodo aveva altre cose a pensare, cose più importanti, no? E quindi non poteva andarci lui e allora ha detto mando il Dante. Il Dante è andato giù a parlare con sto Granelli e morale della favola, la storia, il Dante me l'ha fatta corta. Per 5 anni, ogni mercoledì, il Dante andava giù per il Granelli e il Granelli lo massacrava di botte. Praticamente l'avevano schiavizzato, no? Anche perché ai Granelli gli era stato raccontato che il papà del Dante fosse morto. E quindi il Granelli, con la compiacenza del sindaco, che un nome a fantasia che si chiamava Felice, bombardavano di legnate da mattina a sera al mercoledì, perché era il giorno che era a casa da scuola, il povero Dante, che praticamente era diventato un punching ball, di tutto e di più gli avevano fatto a questo povero Dante. E qui la faccio corta. Cosa è successo? È successo che praticamente dopo 5 anni, 5 lunghissimi anni, che praticamente è una guerra mondiale, a un certo punto il Granelli capì la fortuna che aveva avuto. Si rese conto che il papà del Dante non era mai morto ed era vivo ed era venuto a ritrovarlo
a trovare il Granelli per ringraziarlo per le cure che aveva dato suo figlio. Morale della favola, io qui la faccio corta perché Dante mi ha raccontato nei minimi dettagli la cosa. Dopo un anno di cure del papà del Dante, ai Granelli gli era rimasto un occhio e un braccio. Infatti il papà del Dante il Dante non riusciva a capire perché il papà del Dante gli avesse lasciato solo un occhio, cioè lui pensava che gli toglieva tutti e due gli occhi, ma però il papà del Dante è stato buono perché gli ha lasciato un occhio. Sapete perché? Mi ha raccontato il Dante che gli ha lasciato un occhio e un braccio, prima il braccio per muoversi con la sedia a rotelle, visto che non aveva più neanche le due gambettine, ma gli aveva lasciato l'occhio per vedere quello che poi il Dante avrebbe fatto al figlio del Granelli, visto che avevano la stessa età. Infatti gli ha portato lì davanti il figlio e gli ha detto: adesso guarda la medicina che tu facevi ai Balilla quando tornavano e che hai fatto a mio figlio per 5 anni. E così la storia è finita lì. Il Granelli da quel giorno lì poi dopo è andato in pensione, contento di aver servito quel gruppo di birichini che facevano i dispetti ai Balilla quando tornavano dai campi di guerra. Bene, cari amici, questa è una storia fantasia, chiaramente non dovete credere a niente di quello che vi dico, ma l'addestramento del Dante era su questi ritmi qui, mi ha raccontato. Io chiaramente non ci credo, però mi piace raccontarla. Grazie cari amici e alla prossima. E se non vi siete ancora iscritti al canale di De Gale Marietto Veneziano, vi aspettiamo. Grazie e alla prossima. Ciao.